salvezza per eccellenza della 24esima giornata in cui servono nervi saldi e un elevato tasso di concentrazione. Buonasera amici di Roblox, in compagnia di Udino Baggio dalla Love Palme per Vigoreal Cosmos 9. Baron, uno sguardo in avanti, palla lunga a cercare Boateng, il numero 10 con il fisico ci prova. Da una Baron, questa volta c'è Jean-Pierre Moore, il tocco per Moore, la palla in mezzo! Sul secondo palo, il petto di Boateng a fare 1-0 Cosmos 9. Meneghello, in area c'è Zanatta, fuori per il capitano, il tocco prolungato, il destro di Mazzucato sul palo, non ci arriva Trivellin, ma attenzione già dall'altra parte con Boateng che cerca la porta. Mazzucato per il sinistro di Meneghello verso la porta, Trivellin pronto a spazio per servire Marchese. Marchese in tre su di lui, al centro libero Zecchinello e punta Serban, poi torna dietro dal capitano. Meneghello a sinistra dove c'è Tommaso Meneghello. Trivellin chiede a un compagno di venire incontro col compagno Alberto, palla Baron che di prima cerca profondo Moore, come l'ha costruita il Messia. Giocato, poi si sposta a destra, ora Marchese in profondità verso Meneghello, il colpo di tacco, ancora Marchese, Jean-Pierre Moore, che salvataggio. Trivellin, Boateng con la pressione di Meneghello, Boateng perde palla e il Messia, Trivellin sulla respinta, Meneghello, palla che è ancora viva. Mattia Meneghello, il capitano, appoggia Tommaso Meneghello, che prima con un tocco con la suola si sistema questo pallone e poi conclude in porta sul secondo palo, va ad esultare di fronte al proprio pubblico. 1-1. Alle spalle c'è Moore, Fami sulla linea di passaggio, intercetta questo pallone, quindi possibile contropiede Cosmos, ancora Fami sulla destra, c'è Moore, Fami! La puntata di Fami sul secondo palo a fare 2-1 Cosmos 9. A Trivellin poi cede al numero 9, autore del gol del vantaggio fin qui. Sulla sinistra arriva Baron, poi Fami verso la porta, Deleva. Capitano a insistere sulla sinistra, Fami senza fallo, gli porta via il pallone, quindi contropiede Cosmos, arriva Berto in velocità, Berto dal limite con il piede Deleva, scende rapidamente. Cosmos, in area c'è Boateng, Bresolin va incontro, Fami serve il numero 7, finta di Bresolin verso la porta, deviazione di Marchese, calcio di Serban, arriva Baron una finta, poi mette fuori giri il Messia, palla in area, Marchese, ancora viva Boateng, non riesce a uscire la difesa del Vigoreal e il numero 10 Kingsford Boateng fa 15 in campionato, ma soprattutto allunga di 2 per il Cosmos. 8 minuti e poco più per la squadra di Mister Walter Moro per riacciuffare l'incontro, ancora tanto tempo. Attenzione a Meneghello adesso, Meneghello verso la porta, Trivellin in barriera, Berto sul palo, la rincorsa di Tommaso Meneghello con il sinistro, palla che passa esattamente tra il numero 9 e il numero 14 della squadra ospite. Tommaso Meneghello accorcia le distanze. Boateng dalla parte opposta, Jean-Pierre Moore, servito invece Serban con il destro, addosso a Zecchinello che può sfruttare l'occasione. Zecchinello tutto solo, Zecchinello vicino al palo, una vita da giocare, risultato ancora in bilico. Meneghello sul primo palo, c'è Trivellin, scende velocemente, attenzione, riparte il Cosmos, è tornato in porta il Messia, mentre Fami si destreggia così sulla sinistra, va via, ne salta 2, palla al centro, lettura enorme di El Messia che riparte a servire Meneghello, il controllo di Meneghello, non supera Baron, attenzione, porta sguarnita, Fami, di poco. Zuccato, 2-7 al termine, il Messia, laterale di sinistra, Meneghello, palla al centro, Tommaso Meneghello, che gol si è mangiato, attenzione a Trivellin, direttamente in porta, Francesco Trivellin, il gol del 4-2, può risultare decisivo per l'esito dell'incontro, il Cosmos va in vantaggio di 2 grazie al suo portiere, il gol del numero 12 da rivedere attraverso un highlight di Roblox, attraverso una mix card in formato verticale, golasso, e il Messia non tenta l'affondo, quindi va dietro da Mazzucato verso la porta, torna a fare il suo mestiere Trivellin. Boateng, la pressione di Zanatta dietro da Serban, orizzontale Baron, il controllo sbagliato da Baron e quindi Zanatta verso la porta, Trivellin, ancora Zanatta, rientrato Fami a dare una mano, Mazzucato protegge palla, Fami gliela porta via, allora contropiede Cosmos, Fami il tocco a liberare il destro, piazzato sul secondo palo di Kingsford Boateng, la chiude così il Cosmos 9 con il suo numero 10. Meneghello carica un destro verso la porta, tutta la frustrazione del Vigoreal per essere andato vicino a un paio di minuti dal termine a riacciuffare l'incontro con il gol di Meneghello. Si deve arrendere di fronte alla squadra di mister Matteo Trentin, che riesce a restare in partita fino all'ultimo secondo e ottenere 3 punti fondamentali per la salvezza.